Sindaco, cosa rappresenta per Chiusa Sclafani la sagra delle ciliegie? La sagra delle ciliegie è il biglietto di visita di Chiusa Sclafani. E le ciliegie si dice che sia un zucco dolce e con questo noi intendiamo identificarci, nel senso che il nostro territorio, la nostra popolazione è un frutto dolce che uno tira l'altro, per cui chi viene a Chiusa ritorna perché il territorio, l'accoglienza dei cittadini di Chiusa è tale, per cui quando uno viene è normale che ritorni perché noi siamo in grado di accoglierli in maniera eccezionale. Il frutto della ciliegia, in modo particolare, diciamo così, è quel frutto che più di ogni altro è succoso e dolce. E devo dire che questi sono un po' i caratteri della cittadina chiusese, del popolo chiusese. Possiamo dire che le ciliegie sono il segno distintivo di Chiusa Sclafani? Sì, ciliegia è proprio il prodotto tipico di Chiusa Sclafani. Chiusa Sclafani, quando si esce da Chiusa, quando andiamo a Palermo, in qualsiasi altro posto della Sicilia, Chiusa Sclafani è identificata con le ciliegie. Difatti molte persone i girasara, chiamate proprio i girasara. Ecco, questa varietà come si chiama? Allora, la varietà è la cappuccia, è una varietà locale, proprio di Chiusa Sclafani, che è stata coltivata sempre dai nostri nonni, diciamo da sempre. Quali sono le caratteristiche? Allora, le caratteristiche sono che intanto è un turone, è una ciliegiatura, cosiddetta caddusa, e nello stesso tempo ha un retrogusto, diciamo, di acido, un po' diciamo, non è dolce, diciamo, ha quella caratteristica, diciamo, di acidità bassa che identifica proprio la cappuccia. Quanti sono i produttori di questo tipo di ciliegie? Allora, i produttori diciamo che stanno aumentando, diciamo che a Chiusa se ne coltivano all'incirca 200 ettari e parliamo di una cinquantina già di produttori di un certo livello e piano piano ne stanno nascendo altri, addirittura si parla che con i problemi dell'olivicoltura, diciamo, stanno nascendo altri ciliegeti. Signora, com'è? Buonissimo, mai assaggiato una roba del genere, buono. Si sente il gusto della ciliegia? Sì, si sente il gusto della ciliegia. Ottimo, veramente, complimenti. Qual è il procedimento per realizzare questo liquore? Innanzitutto una ottima ciliegia di Contrada Alvanello. Come abbiamo già scritto nel nostro liquore, la ciliegia proviene direttamente dalle nostre campagne. La facciamo con cura e ogni giorno, come dice il nostro stand, la ciliegia chiusese da bere. Quindi noi mettiamo prima mano e soprattutto niente zucchero, perché la ciliegia si deve sentire gusto dopo gusto.